Conosco una ragazza di Torino. Siamo arrivati a dover pagare in media 500 euro, ma in alcuni casi fino a 700 euro. E quindi abbiamo pensato a un abbonamento che tenga conto sia di distanza che di reddito. Il sistema del trasporto pubblico locale in regione è molto deficitario, cioè una regione che negli ultimi 10 anni non ha più investito nel sistema infrastrutturale ferroviario. Lo capisco e quindi cerchiamo di dare una mano. Parcheggiato fuori mano. Si Bravissima, vi adoro. Grazie mille. Poi lei è stata bravissima che si è ritirata. Nel mezzo dei cammini. Siamo qui per parlare ovviamente di politica della nostra provincia, di Partito Democratico. Abbiamo ancora una speranza, scommettiamo ancora nel futuro, crediamo nella possibilità che ha l'Italia, che ha il Veneto di ripartire. È arrivato il tempo in cui la classe politica deve assumersi la responsabilità di decidere, perché i veneti oggi chiedono questo. Allora io ho preso degli impegni importanti, la legge 25 sulla specialità, mi sono presa l'impegno di avere nella mia giunta un assessore delle leggi. Io lavorerò con il governo affinché davvero ci sia e sia realizzata l'autonomia possibile e concreta. Grazie Alessandro Moretti, grazie a Maria Lavoro. Con gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo. L'Italia si è rimessa in moto in questo anno, si è rimessa in moto grazie al lavoro di tutti noi. Ci sono delle ragazze, delle donne, degli uomini della mia età che firmano oggi a 34 anni per la prima volta un contratto a tempo indeterminato. E questo vuol dire che loro hanno finalmente la possibilità di avere una prospettiva. Il nostro tempo per cambiare è in quella flessibile. Diventare testimone della portata storica del cambiamento che è inconseguente. Tu, caro Luca, per la sicurezza, in questi 5 anni, altro che 64 milioni, ne hai investiti soltanto 5 e si vede e si sente sulla pelle dei veneti, si sente. Un'immersione vera nella realtà più profonda del Veneto. Noi vinceremo perché io non sono da sola, noi vinceremo perché siamo una grande squadra, vinceremo insieme ed è questa la mia più grande forza. Sento di avere al mio fianco tantissime persone che si stanno battendo per cambiare davvero la nostra regione.